Oggi siamo qui con Claudio della Bluebird che ci ha portato un mezzo speciale. Devo ancora imparare il nome perché è veramente nuovo. Ecco, FM2353. È una macchina abbastanza innovativa per il suo genere. Ha caratteristiche particolari, lo vedremo alla prova, ma prima facciamoci dire da Claudio che cosa ha di particolare e a chi è indirizzata questa macchina. Questa si può definire, se mi passate il termine, una macchina ibrida. I cingoli vanno con 2 motori elettrici supportati da un pacchetto batteria, mentre il gruppo di taglio va con un motore a scoppio. Il motore a scoppio è un alternatore che quando è in funzione mi mantiene sempre cariche le batterie, quindi è una macchina che finché abbiamo benzina va all'infinito. Va su pendenze e su piani, va molto in discrezione del fondo dove si trova. Possiamo arrivare a un 50%, a un 30 o 20%, dipende che tipo di terreno abbiamo sotto i cingoli, se è franoso o ben compatto. Quindi è una macchina che si presta alle dinamiche fisiche che gli permettono di restare aggrappata al terreno. Come altezza di taglio per adesso vedrete sul prossimo lavoro che facciamo fino a che altezza riesce a tagliare. Quindi stiamo parlando di un tagliaerba estremo. Claudio, perché io dovrei acquistare una macchina come questa invece di prendermi un Trincia o un trattorino? Qual è il motivo? Qua la macchina è polifunzionale. Andiamo a togliere i pericoli quando si fanno pendenze di cadere o l'operatore o addirittura operatore e macchina. Perché lavoriamo sempre in sicurezza, è una macchina che lavora telecomandata. Quindi noi la telecomandiamo da qui. Abbiamo un raggio d'azione di 200 metri massimali, sono tantissimi, non serve arrivare a quelle distanze, però possiamo stare in una posizione di sicurezza mentre la macchina fa il lavoro. Se capita che cade la macchina, che può capitare se uno estremizza troppo, però noi non ci facciamo male. Quindi fondamentalmente lavoriamo per un discorso di sicurezza. Se dobbiamo lavorare sul piano, come è successo su qualche occasione dove ci sono rovi alti anche 1,5 metri e più, c'è il rischio che entrando con altri macchinari, essendoci sempre l'operatore a seguito, ci si graffia, ci si taglia, si inciampa, ma andiamo dentro lei che lavora in tranquillità e noi stiamo fuori al sicuro. Questa macchina è anche indicata per chi ha impianti fotovoltaici, ma anche per i professionisti, vero Claudio? Per i professionisti abbiamo visto molti professionisti che curano tutte quante le superfici fotovoltaici, invece di andare sotto e lavorare sempre flessi, si può andare serenamente con questa macchina. Come dicevamo prima, il raggio d'azione del telecomando è elevato, quindi si può fare tutto il filaio del fotovoltaico e tornare indietro senza mai muoversi a stessa posizione. Si risparmia tempo e fatica fisica nel stare flessi per lavorare sotto. Però questa macchina qui possiamo anche darla a un privato, a un pensionato che ha il suo vigneto e vuol tagliare l'erba senza muoversi. Certo, rimane anche sotto l'albero all'ombra e fa tagliare con una bibita fresca, okay. E quindi evita insolazioni. O anche a un ristoratore che magari ha una zona arginale e vuol tenere pulito lui senza chiamare le imprese, lo può fare senza doversi adoperare fisicamente. Anche perché il telecomando ha una semplicità estrema, abbiamo l'avanti, indietro, destra e sinistra e 5 pagine a sfoglio, quindi è veramente semplice. Dopo che uno ci ha provato 2-3 minuti a lavorare, diventa un giocattolo in tutto per tutto sulle mani di chiunque. Qualche dato tecnico sulla macchina, quanto pesa? Allora, abbiamo 170 kg di macchina, ha un ingombro di
80 cm da cingolo a cingolo all'esterno, ha un motore da 240 cc a benzina ovviamente, Sviluppa quanti cavalli? Più o meno circa un 9 cavalli. 9 cavalli di potenza, quindi è tanta potenza in poca superficie che esprime. E l'apparato di taglio come è fatto? L'apparato di taglio abbiamo un disco Sì. con 2 lame flottanti, si possono mettere fino a 4 lame in base al tipo di superficie. Se andiamo in mezzo rovi, roba legnosa o impegnativa, restiamo con le 2 lame. Se fosse, come nel caso dicevi tu prima, un vigneto che vogliamo fare una pulizia, non dico un prato ma quasi, è il caso di montare un 4 lame. Ovviamente qua sotto abbiamo il motore, i 2 motori elettrici per la gestione dei cingoli, 2 motori quindi separati, e al centro abbiamo l'alternatore. Qua abbiamo il pacchetto batterie e qua abbiamo la scheda per il radiocomando, questa è la sua antenna. Stop di emergenza sulla macchina, stop di emergenza sul telecomando, si accende a distanza e si spegne a distanza. Allora, adesso arriviamo al punto forte di questa macchina, perché tutti pensano che costi tantissimo, invece questa macchina è veramente molto economica. Infatti questa macchina verrà promozionata fino a quando avrò gli ultimi 3 pezzi a 5.300 euro, quindi ben al di sotto del suo prezzo di listino che è quasi 6.600 euro. Chi lo desidera li può prenotare e avrà ancora un prezzo molto conveniente. Ciao a tutti e buon taglio automatico!